Nel dibattito sul terzo mandato dei governatori, Massimiliano Fedriga invita a non confondere i piani della politica con quelli della giustizia. A pochi giorni dalla sentenza della consulta sulla legge del Trentino Alto Adige, il presidente del Friuli Venezia Giulia sottolinea che l'esito giuridico non dovrà condizionare il confronto politico. L'obiettivo, secondo Fedriga, è affrontare il tema con maggiore serenità e visione d'insieme, una volta concluso il ciclo elettorale regionale. Non possiamo pensare di consegnare a qualcosa a una sentenza, una scelta politica, indifferentemente da come sarà la sentenza, che sia positiva o negativa per la provincia autonoma di Trento. Se è positiva, comunque il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nell'ipotesi più piccola, dovrà fare una scelta politica. Se fosse negativa, a livello nazionale si può fare una scelta politica di terzo mandato. Per questo dico, non è che possiamo delegare una sentenza. Dopodiché ribadisco, per me non è questione di vita o di morte. Dico solo che leggendo tanto e troppo, come se la sentenza fosse la via per decidere se si fa o non si fa il terzo mandato, in realtà è qualcosa che non è vero. La verità è che se c'è la volontà politica si fa il terzo mandato, se non c'è, legittimamente non si fa. Una breve battuta infine sul percorso formale ormai verso i passi finali per la nomina ufficiale di Marco Consalvo a nuovo presidente delle autorità portuali di Trieste. Aspettiamo ovviamente il parere delle commissioni, sono ottimista e penso che sia un ottimo manager per il porto.